Buona domenica, amiche e amici, solennità della Santissima Trinità, Vangelo di Giovanni, capitolo 3, 3 versetti. Una cosa molto rapida. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Siamo nel contesto del capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, il grande dialogo tra Gesù e questo fariseo sinceramente desideroso di conoscere Gesù, di parlare con lui, di incontrarsi, di dialogare, ma tutto avviene in gran segreto per timore dei giudei, per timore delle autorità. È ancora spaventato questo Nicodemo, è timoroso, eppure è in ricerca. Il dialogo avviene di notte. Sono 2 versetti proprio estrapolati, 3 versetti estrapolati da questo dialogo, dove sostanzialmente Gesù sta dicendo che il Figlio unigenito del Padre, cioè Lui, colui che è nel seno del Padre, ci ha già detto il quarto Vangelo nel prologo all'inizio, no? Colui che è da sempre nel seno del Padre è il regalo più grande, più bello che Dio potesse fare all'umanità. Cioè, Dio ama così tanto l'umanità che ci ha regalato Gesù. Gesù è il regalo. E cosa consiste questo regalo? No? Perché Gesù è un regalo? Perché attraverso l'umanità di Gesù, attraverso le parole di Gesù, attraverso i gesti di Gesù, attraverso i sentimenti di quest'uomo, attraverso la modalità con cui Gesù ci ha mostrato di interagire con tutte le altre persone e addirittura anche con il mondo, con la terra, con il creato, con la creazione, con tutto, attraverso l'umanità di Gesù che è costantemente in relazione con il Padre e in relazione con il mondo, con gli uomini, con i fratelli, Dio ci ha salvato. Dio viene a salvare la mia umanità. Regalandomi l'umanità di Cristo, Dio salva la mia umanità. Potremmo essere un po' più concreti? Qualcuno di voi adesso, sì, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Facciamo un balzo indietro. Andiamo a ripescare i 2 versetti precedenti. Siamo sempre nel capitolo 3, solo che invece di leggerci soltanto i versetti 16-18, partiamo dal versetto 14, quando Gesù usa questa immagine potente, questa similitudine potente. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Attenzione, perché questi versetti sembrano complicati, ma ci aiutano a capire una cosa fondamentale. Allora, qui Gesù va a riprendere una scena dell'Antico Testamento, siamo nel libro dei Numeri, mi pare il capitolo 21, quando c'è la scena terribile di questi serpenti velenosi che saltano fuori nel deserto e cominciano a morsicare, a mordere il popolo, le persone appartenenti al popolo di Israele che sta camminando nel deserto, e alcuni sono in pericolo di morte. Allora Mosè fa presente a Dio questa tragedia e Dio comanda a Mosè di fabbricarsi un serpente di bronzo e di alzarlo sopra un'asta, in modo tale che il serpente alzato possa essere guardato dal popolo di Israele, e chi guarda il serpente viene salvato dal potere mortifero dei morsi dei serpenti velenosi. Chiaro? Un serpente innalzato diventa fonte di salvezza dal veleno dei serpenti. Ora Gesù sta dicendo: io, figlio di Dio, innalzato sulla croce,
se avete la pazienza, l'umiltà di contemplarmi lì sulla croce, mentre dono la vita senza riserve, mentre ricevo odio e non rispondo all'odio con l'odio, ricevo tutta la violenza possibile e non rispondo alla violenza attraverso la violenza, ma sostituisco l'odio che ricevo con una rigenerazione dell'amore, ecco, lì in quel momento, se mi guardate mentre sono innalzato sulla croce, la vostra vita sarà liberata da tutto ciò che è veleno di morte. Sarete liberati attraverso Cristo crocifisso, sarete liberati dentro di voi da tutto ciò che vi avvelena la vita, e quindi la vostra vita sarà salva da ciò che vi avvelena, da ciò che vi fa male, da ciò che è letale, da ciò che ti fa stare male e ti impedisce di essere felice. Sarai liberato da invidie, avarizie, avidità, collera, rancori, risentimenti, meccanismi vendicativi, voglia di nuocere a qualcuno, coltivare una negatività verso una persona, via tutto, via il veleno, che ci rimanga soltanto l'amore con cui Cristo, buon pastore, ha dato la vita per le pecore. Questo è il mistero della Trinità, questo è il mistero dell'amore che Dio ha condiviso con noi. Buon cammino, buona festa, buon tempo ordinario.